Buongiorno e buona settimana dalla redazione della Prealpina per un'occhiata ai contenuti del nostro inserto dedicato al calcio dilettantistico in allegato al giornale in edicola, acquistabile anche online sul nostro sito www.prealpina.it. È stata una domenica negativa in tutti i sensi per il Città di Varese. Già prima della partita la conferma del ritiro del campionato dell'Albenga, che ampliava a 9 punti il distacco in classifica dal capolista Bra. Poi è arrivata la sconfitta sul campo del Saluzzo con la contemporanea vittoria dei Braidensi in casa dell'Oltrepo. A questo punto, pur con una partita in meno, il Varese è a 12 punti dalla prima della classe, un divario praticamente impossibile da cancellare in 10 partite dalla fine. La gara sul campo dei cuneesi, che già avevano vinto al Francossola, è stata un incubo. Dopo un primo tempo equilibrato ma senza brividi, nella ripresa è successo di tutto. Al quarto d'ora Vito Francesco si immola per salvare con le mani un gol fatto. Espulsione e rigore, ma Piras è fenomenale e para il tiro dagli 11 metri. Reazione rabbiosa del Varese che, visto il vantaggio del Bra, non può che riversarsi in attacco sfiorando più volte il gol nonostante l'inferiorità numerica. Ma alla mezz'ora in contropiede ecco la beffa con Maugeri che porta in vantaggio il Saluzzo e, a rendere ancora più negativa la giornata, nel finale c'è anche l'infortunio di Banfi che ha battuto la testa ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Nel girone B la Varesina centra la terza vittoria consecutiva contro la Pro Sesto e non può che ringraziare Sindrit Guri, che fino a qui non aveva ancora trovato la via del gol. È stata proprio una sua rete a 3 minuti dal 90° a consentire ai rossoblù di piegare i milanesi, rimanendo in piena corsa per centrare i play-off. Per la Castellanzese è un risultato invece che non migliora la difficile situazione di classifica al 2-2 ottenuto a Sondrio, e lo stesso vale per l'Arconatese che non va oltre lo 0-0 contro il Vigasio. La lotta per la salvezza rimane apertissima, ma il tempo per uscire dalle secche è sempre più ridotto. Il campionato di eccellenza è in compenso il più appassionante da tanti anni a questa parte. Dopo questa domenica è tornata in vetta la Solbiatese, che ha vinto nel finale a Robbi, sbagliando anche un rigore. Complice la sconfitta del Mariano, caduto contro un Legnano sempre più ammazzagrandi e lanciato verso la salvezza. Ora in lotta per la Serie D ci sono 6 squadre in 6 punti, il che significa che tra salire di categoria e non fare neanche il playoff passa veramente poco. Questo è solo uno dei tanti temi che trovate sul giornale di oggi, nel quale, oltre a tutti i report delle altre categorie, vi anticipiamo anche la data delle elezioni del Comitato regionale lombardo dopo lo stallo seguito alla prima tornata.